Continuano incessantemente gli sbarchi nell'isola e soprattutto nel territorio della provincia agrigentina. Il caldo ed il mare calmo hanno agevolato le traversate dei numerosi barchini giunti nelle ultime ore. A Licata, la Guardia Costiera è riuscita a bloccare una barca che aveva consentito lo sbarco di 70 migranti, già scappati e ricercati dalle forze dell'ordine. Lo scafista che ha lasciato l'imbarcazione è stato immediatamente arrestato. Una situazione davvero incresciosa e preoccupante per i numerosi arrivi dei migranti che senza alcun controllo arrivano nelle coste agrigentine. La Procura di Agrigento ha contestato l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A Lampedusa, nelle stesse ore, 29 tunisini sono stati soccorsi in mare dalla Guardia Costiera per essere portati nell'hotspot dell'isola. Altri 80 migranti sono stati trasferiti dalla struttura di accoglienza di Contrada Imbriacola e arriveranno in serata a Porto Empedocle, a bordo del traghetto di linea. E intanto è risultato negativo l'esito dei tamponi per i componenti della Sea-Watch fatto qualche giorno fa. Nessuno di loro fortunatamente ha contratto il Covid-19. Era stata la stessa ONG tedesca, dopo il caso dei 28 migranti risultati positivi imbarcati sulla nave Quarantena Moby Zazà.